Gabriele Marconi. Grazie. Gabri, io Grazie, ti voglio bene. Sei carinissima. Ma cos'hai in mano? Cos'è? È un mio portafortuna, si capirà dopo. Si capirà dopo. Allora, Sì. io ti faccio un quesito perché siamo tutti molto curiosi. Sì, addirittura. Prima mi inizi qualche anno fa, adesso non diciamo quanti, come cantante alla Bobby Solo. Vabbè, Ok, e ci sta. ci sta. Poi fai qualche anno di Bobby Solo e mi fai l'imitatore. Stasera mi butto, questo e quello. E ci sta. E ci sta. Ma poi mo te metti a scrivere anche dei libri. Cioè, scusami, Sì, però, ma perché per dimostrare che non uso solo la voce, anche scrivendo, capito? Sì. Ci sì, sono delle cose. Sì. Tu lo sai perché ho scritto il libro? sì. Sempre per timidezza. Quasi quasi lo metto su Facebook. sì. Ok, vado a Sono vedere. tutte cose che io scrivo, capito? Sì. Perché mi piace scrivere proprio vai. cose tipo, per esempio, io sono timido, ti Sì, dicevo. certo. Io quando il sole mi bacia divento rosso. Questa è una premessa. Sì. E cose così ho scritto, tipo, ecco questa, in agosto. No, è mio il libro, non me lo Vabbè, porta però, via. vedi, avevo trovato agosto, andiamo ad agosto. Agosto, ha lavorato per giorni e giorni in autostrada a fare gallerie. Era inevitabile che alla fine avesse il volto scavato. Che ridi? No, Rido. pure un'altra. C'è chi, per esempio, il 10 agosto, uno che Sì. notte di San Lorenzo, Sì. c'è chi vede le stelle cadenti e chi vede le stelle cadendo. Sai che ti dico, Gabri? Me ne vado. Però attenta a non cadere. No, dico, non è che... Ce n'è una invece che ho scritto il 19 marzo, perché il 19 marzo è la festa del papà, San Giuseppe, e io mi chiedevo, ma San Giuseppe faceva il falegname ed è diventato papà. Geppetto faceva il falegname ed è diventato papà. Pure un amico mio che fa il falegname, ieri è diventato papà. Ho detto, vedi tante volte che te può combinare una sega. Ma al di là di questo, il problema per un uomo, diciamo, generalmente non è come è nato un figlio, ma la domanda che si pone un padre quando gli nasce un figlio è: siamo sicuri che è mio? Ecco, questa è per esempio una domanda che si è posta a un personaggio che è un cantante che ha scritto tante belle canzoni, una dal titolo Fiore di Maggio, non so se vi ricordate Fabio Concato. Fiore di Maggio è una bellissima canzone, romantica, poetica, dedicata alla nascita della figlia. Voi la conoscete così, romantica, poetica, ma lui inizialmente, parlo di Fabio Concato, l'aveva scritta in un altro modo. Poi si è vergognata e l'ha cambiata, ma inizialmente faceva così. Prego. E tu che sei nata dove c'è sempre il sole, ma non per questo sei una bimba di colore. Certo non mi somigli proprio, fiore di primavera. Io sono chiaro e tu invece nera. C'è qualcosa che non torna. 9 mesi prima che nascessi tu, mamma tua m'ha messo le corna quando eravamo in Africa tra i bambù. Vabbè. Ma a proposito di corna, mi viene in mente una storiella, non so se la conoscete, di quel tale che si voleva comprare un paio d'occhiali e allora va da un ottico e dice: scusi, io vorrei un paio d'occhiali ma devono essere speciali. E l'ottico fa: signore, noi ce l'abbiamo, solo che sono cari. Non fa niente, me ne faccia provare un paio. Questo si mette questo paio d'occhiali, come se li mette, vede il commesso nudo. Se li toglie, il commesso vestito. Ma sono fortissimi sti occhiali, quanto costano? 10.000 euro. 10.000 euro un paio d'occhiali. Non fa niente, li compro, paga, esce dal negozio, si mette gli occhiali e fuori
vede tutta la gente nuda. Se li toglie, la gente tutta vestita. Oh, sono fortissimi gli occhiali. Oh, mamma mia. Corre a casa, apre la porta, si mette gli occhiali e vede la moglie che corre nuda lungo il corridoio. Appresso a lei l'idraulico. Pure lui nudo. Se li toglie, la moglie continua a correre nuda lungo il corridoio. E appresso a lei ancora l'idraulico, pure lui nudo. Ma che cavolo, già si sono rotti. Vabbè, qui a proposito di occhiali, questi occhiali sono veramente speciali, sono magici, perché con questi occhiali io potrei farci un altro personaggio, per esempio. Io potrei diventare un personaggio, anche se lui non c'è più, è stato un punto di riferimento per noi comici. In realtà non era un comico, era un politico. Giulio Andreotti. Io non gli assomiglio veramente, però ci proviamo a somigliargli un po' di più. Buonasera a tutti, al vostro Giulietto. Sono qui, mi hanno detto che c'era uno spettacolo musicale. Infatti, come sono arrivato, qualcuno mi ha chiesto se volevo cantare. L'ho capito subito che quello era un magistrato. Vabbè. Ma detto questo, ci sono altri occhiali speciali. Vediamo un po' se ne trovo. Ecco, questi qua, con questi potrei trasformarmi in Prodi, Bisogna essere chiari. Bisogna essere molto chiari con gli italiani. Ecco perché, chiaro? Io ormai ho lasciato la politica, ho deciso di farmi frate. Ed è un consiglio che vorrei dare anche a Di Pietro, a Fini, a Casini. Fatevi frati, almeno lì prendete i voti. E per finire mi sono tenuto l'ultimo paio d'occhiali, perché questi occhiali mi hanno veramente portato fortuna. Sono gli occhiali di un personaggio che mi ha reso molto famoso anche, un grande giornalista. Anche se per colpa di questi occhiali ogni volta dovevo salutare in questa maniera, prendendo la rincorsa. E poi... Salve, sono Antonio Lubrano. E la domanda sorge spontanea. Perché gli sposini per il viaggio di nozze preferiscono recarsi in una zona di mare? Per paura che altrimenti il matrimonio possa andare a monte? La risposta è... non lo so. Salve! Grazie! Gabriele Marconi! Io, quando penso a te, io ti penso con questo personaggio. Lubrano. Ma questi occhiali li abbiamo fatti così perché Lubrano li porta così. No, sono scocciati. Io devo dire, lo sai, l'ho presi a Ikea. Dici invece perché? Perché è tutta montatura. Invece, vabbè, è battuta. Cioè, non ci stanno le lenti. No, invece io pensavo te l'avesse regalati lui, pensa. No, Dico, no, magari si sono incontrati e lui ha fatto questo omaggio. È vero che lui l'ha tolti gli occhiali. Vabbè, adesso non li ha deciso di togliere gli occhiali per farmi un dispetto. Grande Lubrano. Sì, grande Lubrano, davvero, lo saluto volentieri. Grazie Gabriele, grazie ti lascio a voi. I tuoi impegni. Soprattutto a teatro, perché il teatro è un'altra cosa. Sì, teatro... Giusto? No, il teatro è... Grande Gabriele, grazie. Ciao a tutti, alla prossima.